Tutto pronto per la seconda corsa, un'altra prova per 3 anni, questa volta vincitori da 1.000 a 7.500 euro nella carriera, in 7 al via. 1 Dynasty Nobel, Antonio Di Nardo, 2 Daghi Daghi, Alessandro Fonte, 3 Doris Spritz, Andrea Farolfi, 4 Dr. Caff, Lorenzo Baldi, 5 Diluvio, Alessandro Gocciadoro, 6 Deddi Buio, Carmine Piscuoglio, in seconda fila 7 Don't Touch B, Marco Volpato. L'allineamento è completo, l'autostart entra in addirittura e li lascia. E sono veloci Doris Spritz e Diluvio, mentre sbaglia Deddi Buio. Va davanti Diluvio nei confronti di Doris Spritz. Poi Dr. Caff in terza posizione a precedere Dynasty Nobel, quindi Daghi Daghi. Ancora Don't Touch B e Deddi Buio che si è rimesso al volo. Si completa il lancio in 14,6 con Diluvio che ha preso la testa nei confronti di Doris Spritz, quindi Dr. Caff, ancora Dynasty Nobel, Daghi Daghi, Deddi Buio che risale all'esterno e Don't Touch B alla retroguardia. Il primo quarto se ne va in 34 con il leader che può permettersi frazioni molto tranquille visto che per il momento nessuno va di fuori, sempre in vantaggio Diluvio. 46,8 per i primi 600 metri di corsa. Diluvio guida, Doris Spritz lo segue, viene di fuori con decisione ora Dr. Caff che va ad apparigliare e sollecitare il battistrada. Dynasty Nobel resta terzo alla corda, quarto complessivo, mentre cerca di muoversi dalle retrovie Don't Touch B. Primo giro se n'è andato in 1-1,5. Con sempre Diluvio e Dr. Caff in dibattito, aperto 1,16 il primo chilometro. Diluvio in vantaggio, Dr. Caff che attacca all'esterno, i due prendono vantaggio nei confronti di Doris Spritz che è riaccostata da Dynasty Nobel, la dritta opposta alle tribune, passata in 14,1, 1,30 i tre quarti di miglio. Diluvio che cerca di replicare agli attacchi costanti da parte di Dr. Caff, i due hanno scavato margine importante su Doris Spritz che sbaglia la piegata conclusiva, passata in 14,7. Diluvio sembra essersi scrollato di dosso Dr. Caff. Diluvio se ne va a vincere nei confronti di Dr. Caff. Al terzo posto Dynasty Nobel. Doppio a seguire per Alessandro Gocciadoro, 1,59,6, 1,14,6 ragguaglio cronometrico. Diluvio per la Pink and Black, un figlio di Adrian Chip come il precedente vincitore. Love and the Rocks la maternità. Allevato Sant'Andrea e allenato Gocciadoro. Connection sempre temibilissima, successo in coast to coast. Dr. Caff corre bene ma può essere solo secondo. Al terzo posto Dynasty Nobel a completare la trio dei favoriti 5-4-1.